Sono Simonetti Nicola della famiglia di Paoli, del Sopè de Cadore. Sono il direttivo della Unione di Radin del Sopè e stavolta passata sono due a vedere del Molin, che è stata un gran bel lavoro che hanno fatto 2 o 3 anni fa. Stavolta invece c'è un quadro scorre del museo, che è diciamo, al cuore della nostra attività, della nostra salvaguardia, diciamo, ecco. Però vi passa senz'altro al Flavio qua, che ieri era, qui ha cominciato proprio all'impiantare questo museo. Mi sono al Flavio di Chidemenego, Pampanin Flavio, e sono Saneo de Simonetti, ma Barbamasi. E mi vuoi contare come che le nasù sto museo. Sione Doin in che la volta, era l'ultimo anno del 60, forse 68-69, prima che morisse ma Barba, che su suo invito sono due perché le case a cura su gli oggetti che si usava ben poco oramai, diversi, lo era, e tra i quali bisogna nominare ancora altre persone anche che hanno sostenuto di Saron, Federico, sempre di chi di Simoni, e insomma le persone che voleva bene al paese, quelle in età. A un camminare con un registro e scritto sul registro il nome di chi chiedeva questi oggetti e anche l'uso che se ne feia, forse per noi all'uso de diversi non si conosceva neanche ancora, forse non si conosceva più, non neanche. Comunque ho così un fatto, ma penso in fatto particolare anche. L'era gli anni dove questa sensibilità la nasceva probabilmente, mentre le grandi città le ben diverse, ma in i paesi più così, l'era proprio così. Tant'è vero che ne ha chiamato Italia Nostra, che probabilmente chi qua che le ha adesso non sa neanche niente di questo fatto. Italia Nostra la telefona in comune e sono su mia de score, insomma, e contà che feone e così, insomma. Tra l'altro onde scuole stanca di gelatier, perché al nostro paese vive picchiato e anche l'avevo per il passato e anche ancora anche adesso del gelato, dai, in certo qual modo, posso dire così. Bene, allora ha un fatto sta raccolta che era un grum che fa fin paura, centinaia di oggetti, centinaia, salvai dalla distruzione, perché sarebbe stato così, dai, di Saron. E ha un verto al museo, dunque l'era del 69 o del 70, e il tegnone vert a ore così, al locale non era chiesto, era un locale al piano terra, al piano di sotto addirittura del comune, che ne aveva dato, prima che restaurasse questo edificio comunale era. Ecco, qua così d'intorno vedono i servizi che si dorava su tutti i lavori del campo, dei prai, del bosco e naturalmente anche quelle che venivano durante casa. Al museo è stato organizzato con delle sezioni, diciamo, che per esempio tutte serrature, tutte costruite qua sul Sopè, dagli artigiani locali, diciamo, le delle vere e proprie opere d'arte, le dei gioiellini, insomma, ecco. No, le robe che si dorava nel lavoro di campa. A tenere le bestie. Robe che durava di a casa, che erano rinomati cacciatori, chi del Sopè, questa della fola che si dorava in telefusine, i campanars delle vacche, e era tutta la sezione dedicata alla cura degli animali, la via era come le
fauze, le robe che si doveva a curare i prai e per appunto i dà da mangiare agli animali. La via vede delle forme per fare scarpette, che è un'altra delle nostre tradizioni. La via lei scioppe, lei cornetti della polvere per i cazzatori. E così le organizza così, per sezioni e per le varie attività che si svolgeva qua, insomma, ecco. Che diciamo nello simbolo del Poiat, è una costruzione, una specie dove si svolge le proiezioni dei filmati che hanno fatto appunto sulla ricostruzione del Poiat che hanno fatto, che Nautran farò in una maniera ancora più grande con la riunione di queste federazioni di carbonai europei. Perché bisogna pensare, insomma, che la colonizzazione del territorio è venuta attraverso al Poiat, e una volta gli fa col fagher, adesso non è più fagher perché chi ha brusato tutte, adesso si fa col pezzo o con l'aria o quel che capita, insomma. Comunque sempre di buona qualità il vegno. Qua ho la cartina con le alvesi dove chi fa il carbone, era distribuita su tutto il territorio. I vari boschi erano dedotti al FOR, per esempio qua lavorava al FER, o se no il resto veniva adorato per fare queste alve, tutte con sa nome, per esempio la ial delle Visce, la ial di Chicui, la ial de Rondelà, la ial de Barbandrea, aveva proprio i suoi nomi specifici. La ial non è altro che in todo terreno, in dret, spiana un attimo, e dopo è seccata ancora la terra negra da carbone, perché chi ne fa una 8 e 2 e 3, insomma. Sì, non era facile che tanto de terreno dret che sono attaccati su perché le cime. La via invece ha dei documenti che anche lei era proprio l'attività, era un'attività commerciale, fine 800 che li ho. Come che vi contavo prima, soprattutto perché le case, perché le soffitte e anche per i taviai. Lo era avere questi oggetti da rincurare che non deve per sempre. Memoria di chi vede, delle fatiche che chi ha fatto a lavorare sta terra. Sarà anche una grande storia che si può contare, si potrà contare sul territorio. Per dirne una, che la in particolare si è scoperto anche di avere dei servizi che noi, chi della mia età, non aveva mai veduto e mai dorai. Mai. Per esempio, fatti specie la gramola che avevano su un soffitto a noi, questi 2 o 3 servizi che non hai mai saputo che l'era, se non che domandando a Mameda Margarita, che la era veggia, la era del 1890 o giù di lì, insomma, no? Me da dire che lo sti servizi qua? La disse, la gramola, e che non mi pensi, non mi mente neanche che l'era. A fa che poi si doveva, lo dice, me da? La disse. Si doveva a rompere, si vede che su un soppè veniva diverso il territorio, si menava patate, ors, e che le robe insomma così, che a latitudine 1400 metri, noi abbiamo d'un piol, le 300 metri grosso modo pindù, il io cresceva la canapia. Allora lei, in grazia di sta meda e della sua età, e perché che gliela aveva veduto fa sto lavoro, insomma, che ha un portato a rivivere in certo qual modo anche questo attrezzo qua, che sarà veduto per sempre. Ringraziamo al Flavio e avevamo fatto vedere che fa la Unione Ladin de Sopè, noi mettendo l'impegno possibile e cercando di fare le robe pulite. Sperando di vedere che su da noi, a visitare al museo, al Mulin e sani a tutte.